Ciao Italia, anzi no. Ciao italiani, perché vedo che mi state seguendo veramente da ogni parte del mondo, cioè America del centro, del nord, del sud, Australia, Germania, veramente è molto bello e soprattutto è anche molto bello quando mi seguono magari gli albanesi, gli sloveni e via discorrendo, perché è gente che comunque mastica un po' l'italiano, gli piace la storia, i posti che faccio vedere, eccetera eccetera, quindi apprezzano anche loro. A me questa roba piace, però non è di questo che io oggi volevo parlare. Com'è che si tiene la GoPro? Beh, porta anche pazienza perché da tanto che non faccio più video. Oggi volevo provare a fare una specie di video porno, cioè no, beh, aspetta, senza pipini e robe del genere, ma mettendo esatto, hai già capito dal coso, la GoPro in testa, no? Questa cosa si chiama POV, Point of View, punto di vista, tipo così, no? Tu adesso dovresti vedere, tipo vedi le ciabatte, vedi quello che sto vedendo io. Perché? Aspetta che controllo l'acqua che non mi vada troppo fuori. 90, quasi ora. Perché il cacca di maceratore un'altra volta si è bloccato, quindi c'è da smontare il water e vedere tutto questo. Però magari non qua in mezzo alla strada, è meglio se vado tipo in un campo dove c'è un po' più di privacy. Beh, finiamo giusto un attimo di asciugare i piatti, giusto per non far svolare i piatti in giro per la casa. Aspetta, perché ho fatto anche troppa suspense. Allora aspetta, mi chiederai, ma cos'è il maceratore? Cioè, è una cosa bellissima. Prova a guardarlo, no? Dagli occhi di un bambino, il maceratore, no? Cioè, praticamente è una cosa, no? Che quando arriva la cacca, lui con delle spade ninja la taglia e vedi schizzi di cacca ovunque. Una cosa fantastica, indescrivibile, però so che tu non potrai capire, quindi andiamo avanti. E niente, ritorniamo nel mondo triste e grigio degli adulti, per spiegare che il maceratore altro non è che un motorino, una robetta con delle lamelle che tritura la roba dentro al water e la butta nelle acque nere. Cioè, ma quanto più figo era il ninja che sparava la cacca ovunque. Aspetta, perché abbiamo un bel problema, qua ho pochissimo spazio e dietro una signora, adesso non so se dei facili costumi oppure no, mi ha parcheggiato abbastanza attaccato, quindi andiamo a rivedere un attimo la situazione. Più che altro ho paura per la bici, non per il camper, perché il camper, guarda che adesso arriva anche il camper e mi siede, vedi, posso toccare il portabici addosso alla macchina e quelli sono cazzi. Se tocca il paraurti, vabbè, spacchi giusto magari un vetrino, sono cose che si cambiano, insomma, credo. Quindi concentration, ma il camion si è messo lì adesso, mi ha tappato. Ah, bene, ok, quindi non sono più 1000 manovre come avevo previsto per uscire. Eccola là, vedi la macchina, ma sono un bel po' di più di 1000, non più 1000. Accendi anche, tac, eccolo. Ma io credo che dovrò star qua fino alle 18, ho paura. Niente, smontiamo il water qua. L'avete voluto voi, ragazzi. Allora, noi abbiamo queste viti, ok, a stella, però di là non ci si passa col cacciavite. Qua c'è ancora acqua, dovrò svuotarla con un qualcosa. Intanto nel frattempo spengo la pompa dell'acqua, no? Così vediamo se per caso il maceratore ha ripreso a funzionare. Vado. Qua cosa è successo? Ho spento, ho disattivato il VC. Tac, butto giù un po' di acqua. Niente, non scarica. Tac tac, vedi, non parte il maceratore, ok? Io direi questo. Poi questo lo metto da parte per nel caso in cui un giorno, no, invitassi uno degli hater del canale a magari un raduno o qualcosa, allora credo che gli offrirò senz'altro da bere da questo bicchiere qua, senz'altro. Lo terrò messo via proprio per lo scopo. Quindi vedi, puntata di cacca 2.0. Niente, svuotiamo un attimo l'acqua, ok, che si è creata dentro il water. Praticamente cosa succede?
tu premi il pulsantino, no, per sganciare, e il water prima fa andare dell'acqua, no, per creare la pozza o comunque per pulire la tazza, e dopodiché si aziona il maceratore che aspira e fa passare giù l'acqua e tutto quanto giù per il tubo, no? Hai capito? Per fortuna non si è bloccata mentre facevo cose, quindi tutto quello che io sto facendo ti assicuro che è inodore, almeno fino adesso, dopo chi lo sa. I want a lonely. Sto benissimo oggi, vai a vedere che forse adesso sto studiando, sto sperimentando, i risultati, no, che mi hanno fatto devono ancora arrivare. Fa sentire se qua c'è qualcosa di... no, qua c'è il tubo diretto che dopo va qua, ok, e gli esami devono ancora arrivarmi, no? Ok, 1000 esami, però stai a vedere che forse il problema è che non bevo, cioè non bevo acqua intendo, quindi... e vabbè, magnesio e potassio sono sempre stato giù, quello non era una novità. Mi dicevano mangia banane, mica rispondevo su mia scimmia. Vabbè, adesso questo è il primo giorno che ho fatto l'esperimento, sto usando 1,5 litri di acqua, eccolo qua, perfetto, e con gli integratori dentro di magnesio e potassio, ovviamente senza esagerare, cioè la quantità consigliata per un adulto, non so se vedi, no, non lo so, vado a istinto, casomai vabbè sto svitando una vite e noto già dei grandissimi miglioramenti, ma magari è una coincidenza, hai capito? Quindi aspettiamo di vedere nei prossimi giorni. Allora, se io svito questa non so cosa serve, perché il water di qua si alza. Allora io direi adesso di togliere tubo del bidet e... ah no, ha tanti tubi sto cazzo di camper. Quanti tubi hai? No, ne hai solo 2. Allora, bene, perché c'è l'acqua calda e l'acqua fredda, vedi? Fa vedere se vedi, boh, credo di sì. L'acqua calda e l'acqua fredda che può essere usata sia dal bidet, che è quella leva che forse vedi, perché sto inquadrando veramente la cazzo, ma è una roba tipica del canale inquadrare la cazzo, e quindi sì, felice di questa tipicità, come quando vai in montagna e il formaio fatto in casa, ok? È uguale, riprese fatte da cazzo, dai, seguimi. E ok, e questo è il tubo. Questo dovrebbe essere il tubo, quello schifoso che sgancia tutta la roba schifosa, ok? Quindi cacciavite a stella, uno buono, cacciavite a taglio. Oh, la signora che mi ha occupato il coso se ne va, ma ormai signora, pensavo di smontare qua il water o vado nel posto più tranquillo. Italia? No, faccio qua, che qua c'è anche il rubinetto. Sigalaio livello pro, ragazzi, veramente, ma no, livello pro, livello extreme, perché scusa, che cazzo si mette a smontare un water in un parco? Dai, è bellissima sta roba, mi piace. Comunque mi serve un cacciavite più corto possibile a taglio, io tutto a croce. Sì, che non sono neanche uno particolarmente religioso, vediamo, se no con i miei 20 accrocchi posso adattargli qui le punte dei cacciaviti. Aspetta che rischiaccio un'altra volta in modo da essere proprio sicuri che non passi proprio più acqua. Ecco qua, c'è la fascetta anche un po' vecchiotta, sarebbe da cambiare, ma mi pare che ne ho di ricambio, anche per una questione estetica, anzi forse solo esclusivamente per una questione estetica. Multlasca. Ok, c'è solo da bestemmiare perché adesso tirar fuori questo è durissimo, e in questi spazi ristretti dei camper, ok, non hai praticamente lo spazio per far forza, ok, però intanto allentiamoli tutti e due. E c'è anche mondo batterio questo che perde acqua, la cosa del bidet, vabbè, vedremo una roba volta. È molto duro, proviamo, Dio mio, un po' di vezzi, proviamo a far leva. Si alza un pochino la gomma, e sembra sempre cazzate, no? Però dopo, quando ci devi mettere le mani,
contra la scarsa, come si dice, possibilità che hai di muoverti, perché veramente non hai spazio. Il discorso qua, cazzo, si toglie sta roba. Questo qua si faceva un po' alla volta, sforzando, alzando un pochino il coso qua, che è tanto chiuso, ragazzi, tanto. Ecco, inizia a spisciottare fuori. No. Maceratore qua dentro al water. Solo questi mi danno veramente filo da torcere, basta muoversi, perché dopo, vabbè, io posso stare tranquillo senza water, abituato ai campeggi, però comunque è da sistemare senza ombra di dubbio. Mio bel batterino, tanto carino, poi funziona, boia, e va riallargato, che è stato praticamente stretto dalla fascetta metallica. Col tempo prende la forma e ti fa quell'effetto che chi lo molla più. Ok, spengo un attimo, dimentichiamo per un secondo il POV. Aspetta che rindosso l'ambaradam del POV. Allora, uno ce l'ho fatta, è un'impresa veramente titanica. Comunque, ripeto, le fascette gli hanno dato questa forma, no, un po' imbutoidale ai tubi, ok? E quindi niente, c'è da alzarlo con il cacciavite, un cacciavite ovviamente non troppo grosso, se no si rischia di rompere, e poi si sfila. Non ce la faccio più, è un'impresa praticamente impossibile staccare sto cacchio di roba, porca puttana, neanche con l'ira irachena non ce la faccio, anzi rischio di farmi fuori una mano col cacciavite e con l'ira irachena. Ok, il Sudo d'Italia è stato, ce l'ho quasi fatta. Comunque adesso è estremamente difficile staccare questo tubo, vedi ste rettine che ha, non so se vedi, comunque vabbè, fai finta di vedere. Questa maglia che è dentro in realtà è una maglia metallica, quindi provo a immaginare negli anni, no, stretto tanto con la fascetta, che razza di roba. No, c'è un altro tubo. Quanti tubi? Allora, qua c'è da staccargli la corrente, anche se stiamo attenti a non perdere questo cavo. Ok, ho smontato il tutto e manca ancora questo tubo. Ok, quindi mamma, no, lago, questa volta sì, il lago. Questo cacciavite è fighissimo, molti lo conosceranno, tanti no, soprattutto i bambini, in quanto, guarda, adesso è bloccato in tutte e due le direzioni. Tiro la levetta in giù, guarda, può girare solo a sinistra, perché se giri a destra va a vuoto, ok? E di qua il contrario, vedi? A sinistra va a vuoto e giri solo a destra. Questo quando devi avvitare tanto, no? Modi di cricchetto. Lo dico magari per i pampini che dicono: ma aspetta che invece dei cartoni animati ci guardiamo il video di uno, no? Che smonta il tritacaca, no? Hai capito? Non si sa mai. E quindi adesso sanno cos'è sto cacciavite qua. Che gli faccio una foto, perché io mi conosco, dopo mi dimentico. Vedi, questo è un trucchetto che ho usato quando ho smontato la Fiat 500 e anche rimontata correttamente, se per quello. Quindi rifacciamo la foto a questo tubo qua si complica ancora di più, che anche questo è un tubo sagommato, solo che è ancora più grande e sarà ancora più difficile. Io mi aspetto solo la municipale, perché da uno così che vive in camper, che è in bolletta, che gli si è rotto il trituracaca, che sta smontando un water con 1000 fatiche, cioè secondo me mancherebbe solo la municipale, veramente. Quindi sì, dovrebbe arrivare a momenti. Aiuto, ragazzi. Povero singolo. Ok. No, questo forse è anche più facile. Pensa che oggi, non sapendo che avrei messo le mani nella cacca tutto il giorno, mi ero messo nel calendario, no? Prima di fare un corso, dopo di seguire una cosa di un cliente, eccetera eccetera. Quindi sì, è strano come cambio. È letteralmente un cambio programma. So che questo, mi ricordo che Michele aveva bestemmiato anche lui, però vabbè, te disi siamo veneti, cioè non è che
se uno bestemmia significa che è difficile, cioè uno bestemmia così di default qua. Ok, scusate Italia, devo essere meno stupido. Si allenta questa, cazzo, perché devo allentare quella gigante? Ah, richiudi tutto. Vabbè, mi ero anche appena fatto la doccia. E anche tutto bagnato per terra, ragazzi. Merda. Ah! Ok, qua mi serve il mio cazzavite cazzuto. Modalità chiudi. Mi sussinganin, metto in mano al waterin. Prendiamo anche una bella nettata, come si deve, perché insomma ci sono zone in cui fai fatica a passare, non per pulire e lavare. Non è come a casa che dietro al water hai tutto lo spazio e sta a terra, hai capito? Tu mi dirai sì, ma se ti scappa di fare la pipì adesso come fai? Bottiglia, mi tocca sempre insegnarti tutto. Bottiglia, mai paura. Ok, dovremmo esserci. Ora, si alza. Allora, la pesa. Aia, è mio buono. Cazzo, Tasi, che fortuna. Oi. Ecco perché pesa pulmino. Se il water che pesa. Io nato. Urco. Porca troia. Cazzo, è 30 kg. Molto più della Emi che è 24. Ok, il maceratore è questo, quindi noi dobbiamo aprire questa roba qui, è qua. Puntata di merda in arrivo. Adesso io pensavo, invece di diventare scemi, smonto un attimo il generatore, porto il motorino in bagno e provo ad accenderlo a vedere se funziona, ok? Quindi che abbia le lame o non abbia le lame, l'importante è che giri, no? Hai capito? Molto probabilmente c'è qualcosa che si è incastrato nelle lame. Adesso, beh, vediamo, magari no, che mi bannano da YouTube. Quindi adesso vedrò, insomma. Di per certo so da altri tu che ce l'hanno, insomma, che non sono l'unico, no, nel tempo a avere problemi col maceratore, però purtroppo sì, vedi, è una cosa che ha i suoi pregi, i suoi difetti. I difetti sono che se non te lo smonti tu da solo ti paghi un disastro di manodopera, insomma, hai capito? Quindi perché se infatti già vedo, si è incastrata carta igienica. Io lo sapevo, purtroppo non bisogna buttarne troppa contemporaneamente, se no gli si blocca il giro dell'elica, no? Hai capito? Magari anche qualche capello di Alessia, perché le ho detto no, buttare i capelli giù per il water, mi raccomando, che dopo mi tocca smontare il water, hai capito? Quindi ecco qua. Lonely. A volte pensano la differenza tra il mio canale e quello, ad esempio, di un miliardario, no? Che se ne va a Dubai a fare gli apericena con Lamborghini eccetera. Però sì, non che mi piaccia smontare il maceratore, assolutamente no, questo proprio lo escludo, però non lo so perché sembra assurdo, ma continuerei a preferire il mio genere di vita, oppure perché se no veramente poi non ci capiamo, preferirei senza ombra di dubbio i soldini che hanno quei ragazzini là, però consumarli, spenderli nel mio stile di vita, ossia andare in giro in camper e fare singanate. Sono stanchissimo. Qui ci stava il che vita di merda, però no, dai, alla fine mi sto divertendo. Ma sì, perché in fondo è anche un po' di soddisfazione, non so, che ti fai le tue cose da solo, cose che non avresti il coraggio di fare. Però vedi, l'ho visto fare una volta a Michele e a me è bastato, ok? Meglio era se l'avessi fatto io. È che ogni volta che andavo da Michele, poretto, grande amico anche lui, però ti dice faccio io, a Sastar faccio io, ma col faccio io non imparo, hai capito? Io sono una di quelle persone che impara anche cose complicatissime, però deve farle, cioè ha bisogno della pratica. Io veramente odio la teoria, adoro la pratica. Tipo, sto studiando delle funzioni di Illustrator, cioè a leggerle veramente assolutamente no, però mettermi un monitor in parte e farle in tempo reale dal mio computer, allora lì sì, mi piace veramente un casino. Avevano paura che si aprisse, porca troia, 50.000 viti. Che si potrebbe fare oggi? Oggi tipo, non so, potrei andare in un parco a tipo smontare il cesso, no? Hai capito? E aprire il maceratore a vedere che cacchio è che si è incastrato. Bella esperienza, però non la consiglio proprio a tutti.
fare oggi? Oggi tipo, non so, potrei andare in un parco a... È il momento della verità. Però mi sa che è meglio che non ti faccio vedere, casomai metterò tipo un effetto cartone animato o qualcosa del genere, adesso chi lo sa. Cioè vedi, questo intanto sono io che mi do le istruzioni. Vediamo. Carta igienica, ma ai, ho paura che si è rotto il maceratore. Allora andiamo a vedere. No, forse è tanto compatta. Qua sta girando, sotto non c'è niente. Ok, andiamo a provare. Ok, qua c'è il lago. Ah cazzo, qual era dei due? Porcazza la miseriazza. Perché ne ho due? No, qua non parte. Ok, non è questo. E qua mi dà rosso. Perché mi dà rosso? Questo non mi era mai capitato. Adesso mi dà verde qua. Vediamo. Porca troia. Porcazza troiazza. Ci sono momenti nella vita in cui sei metà felice perché funziona e metà incazzato perché ti ha schizzato in faccia per tutto. Dai, via a lavarsi. Se non bestemmio, guarda. Vaffanculo, dai, va là. No. E porca troia. Sono soddisfazioni, Sono soddisfazioni. Per questo ho voluto anche filmarmi, perché un giorno potrò raccontare o a Giacomo o a chissà chi o agli amici quel giorno in cui, quel bel pomeriggio in cui andai al parco a smontare un water di un camper. Ok, prima di cazzo, bisogna ricordarsi che questo e non quello. E non si riesce a capire un cazzo. Facciamogli un segno. Comunque stavo dicendo che se so pennarelli. Ok, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Mettiamogli un pezzo di scotch, proprio un pezzettino piccolino, che giusto per identificarlo. Non andrebbe bene lo scotch così sulle robe elettriche, ma proprio giusto così, proprio guarda, giusto per dire è quello lì, eccolo là. E dopo lo tolgo. Deve essere molto igienica quella mascherina. Aspetta perché non ci vedo più. Ah, ok, boh, già meglio. Ucciu. Aspetta che vediamo il maestro. Buongiorno, ma ha detto di muoio, c'è cosa è successo? Merda partito. No, per fortuna niente merda. Se va incastrare, niente, se va compattare, massa carta igienica, ok? E niente, adesso smonta tutto, smonta il maceratore, lo netta, lo riprova da smontare, funziona, quindi adesso devo rimontare tutto quanto. Anzi no, siccome senti un parco, approfitto e metà che a gomma qua, visto che dai una bella vada per sotto, non per scherzo. Il bello del Veneto è la quantità infinita di rubinetti che abbiamo, quindi per la vita da full timer, diciamo come che te vuole, è una roba molto pratica, molto pratica. Riapprofitta, tac, e rifermo il piano. No. Io qua dovrei avere un asciugamano. Ok, per ste robe. No, cazzo, aspetta, troppa pressione. I wanna lonely. Yvonne, in turn of my life. Ecco, così vedi anche come è fatto un maceratore. C'è questo qui che gira, queste robe qui, e queste qui metalliche un po' più dure. Tu mi dirai, ah, ottimo per buttarci la suocera. Invece no, attenzione, perché se butti la suocera rischia di incepparsi come si è inceppato con la carta igienica, perché c'è troppa roba, hai capito? Cioè, rimettiamo le vitine, così approfittiamo se c'è qualche giovane che ci segue, no? Quando avviti una cosa, no? Tipo in questo caso alla sagoma circolare ci sono varie viti, no? Prima fai gli estremi, però si dice da noi tei punta. Cosa significa? Metti un attimo in chiusura le viti, ma non esageri con la chiusura, hai capito? Cioè gliele appoggi appena in modo tale che lui stia fermo. Adesso abbiamo fatto, guarda, queste, e adesso facciamo gli altri opposti, queste qua. Dopodiché si mettono tutte e dopo alla fine le stringo una alla volta.
No, no, nino, nino, nino. Adesso non può passare da un discorso all'altro, però in questo caso ad esempio tranquillo, un 400 euro risparmiati, tranquillo, perché ti ricordo, poi dipende da zona a zona, ma qua nelle zone di Jesolo, ti ricordi, anni fa ero andato a chiedere per riparare il boiler di Scarosso, no? E avevano chiesto 500 euro solo per tirarlo giù, non per vedere cosa aveva, cambiare pezzi, solo per smontarlo e tirarlo giù dal camper. 500 bomboloni, quindi prova a immaginare il maceratore dove uno mette man in cacca, cioè ti dice adesso che va de moda, no? Tanto ste robe ISO 9000 e 3 anche, e ti chiedono sì, fatti altro che 400 euro, ti sparano il male, ti trovano la scusa che hanno dovuto chiamare le forze speciali o chissà cosa. Vabbè, in fondo era una giornata troppo bella per starsene a studiare, meglio star qua a smontare water. Dovrebbe andare così di là. Oh, no. Un po' alla volta, senza spannare, senza rovinare niente, con la calma e la fatica. L'elefante si fa dare un passaggio alla formica. A posto. Ragazzi, fermi tutti, che è andata fuori una rondella che doveva andare qui con il daddino Dino, il daddino nella vecchia daddineria. Ups, dentro rondellino, poi rivezzi. Avevo finito la memory card, 64 giga di video di cacca. Ma letteralmente poi mi ha scherzo. Allora eravamo arrivati al punto che qua abbiamo inciusato tutto e adesso rimontiamo il vatere. Poco là, qua è parte elettrica, il tubo che una volta montato è un casino. Mi piace pulire anche le parti più nascoste. Un po' di bestemmie perché mi sta spandendo acqua dappertutto, tante bestemmie, tante. Vaffanculo, dai, va là. Autocensura livello extreme. Oh yeah. Bambini, non imparate. Ok, questa non è cacca, è terra. Non fa ridere. Come ad esempio può non far ridere, adesso questo va là, questi due vanno qua, non fa ridere il discorso che vabbè, ormai tanto smerdiamoci tutti e dopo ci rilaviamo. Abbiamo detto che questo è sempre un farci inesate, Dio buono, quando sei con i camper, no? Perché è sempre tutto piccolo, non hai spazio, non ci passi. Qua avevo staccato la corrente, no, non l'avevo staccata e funziona, va bene. Dentro no, c'è una pozzanghera per terra di Singano una volta digerito. Dai, 3, 2, 1, ok, questo intanto non andava qua, ma andava per dentro. Da noi si dice mai paura e non te lo racconto perché è VM18. Ecco qua, deve passare da sotto qua, vedi? Da qua, poi con la mano là tiri 2 o 3 porchi, ma solo col pensiero, ok? Non è cacca Italia, è terra misto spazzera, ne abbiamo già parlato, diciamo che sono cose che non vorresti assolutamente ripetere. Cioè, ok, sono bloccato alla cosa più semplice che è il riposizionamento del water, ok? Ho evitato tutto, proviamo a sentire se va. Tutto. Wow, super, tornato nuovo. Fuck, aspetta perché ho aperto anche la finestra e lì c'è il freno. Se non riesco a chiuderla col minimo clic devo smontare la bici per chiudere. Mamma mia, che vita, ragazzi. Merda. Scarica. Cazzo è successo? Cosa ho dimenticato? Questo c'è. Mi viene da piangere, ok? Mi viene da piangere. Italia, dai, basta, rismonto tutto, adesso vedo.
La situazione era più complicata del previsto. Che succede? Allora, non mi va più il pannellino, è saltato un fusibile, il problema è trovare i fusibili e col tester io non è che ci capisco molto a capire i cavi, quindi sì, mi ha detto Mirko fa un salto da me, però siccome adesso sono un attimo in ristrettezze economiche, Mirko sei distante, non parlo il gasolio, hai capito? Adesso ho bisogno dell'acqua perché do una pulita al bagno che è una cosa estrema e dopo mi faccio una doccia anch'io. Sì, ho sentito che vai bene. Sì, sei un bravo maceratore. Beh, oddio, bravo. Magari, sai, i bravi maceratori non si bloccano per un po' di carta igienica, capisci? Cioè, l'altra volta posso capire, ok, qualcuno aveva buttato un assorbente, che cazzo era quella roba, non l'Alessia, però, bah, si può capire. Ma qua carta igienica, dai, che razza di maceratore sei? Eccolo! Vai Figari!